Nella città stanca e confusa, tra voci discordanti e cuori spenti, nacque una bambina speciale. Fin da piccola il suo sguardo era limpido come l'acqua di una fonte pura. Aveva una voce dolce ma decisa e le sue parole accendevano fiamme di speranza dove il buio cercava di avanzare. Camminava per le strade senza paura, vestita con un semplice abito, il cuore pieno di amore per Dio e la Vergine. Nessuna ricchezza, nessun gioiello, solo la luce che brillava dentro di lei. La sua anima ardeva di un fuoco che nessun vento poteva spegnere. Un giorno la malattia bussò alla sua porta. Il dolore la piegò, il respiro si fece debole, la speranza sembrava svanire. Eppure, nel momento più buio, una luce divina riempì la sua stanza. La Vergine le apparve, dolce e radiosa, sfiorandola con amore infinito. Il corpo della giovane tornò forte, il cuore si accese di una nuova missione. La Madre Celeste le chiese di indossare l'abito del poverello di Assisi e di camminare tra la gente per ricordare a tutti l'amore di Dio. Ogni strada divenne il suo tempio, ogni piazza un altare di parole sante. La sua voce risuonava come una campana, richiamando cuori smarriti. «Pentitevi, tornate all'amore vero», diceva con forza. Molti ridevano di lei, la chiamavano pazza, ma c'era chi si fermava, chi sentiva il cuore tremare, chi riconosceva nelle sue parole il richiamo di qualcosa di più grande. Coloro che non volevano ascoltare decisero di cacciarla. Le porte della città si chiusero dietro di lei. La polvere della strada accolse i suoi passi incerti, ma la fede non vacillò. Lassù, sulle colline silenziose, trovò rifugio con la sua famiglia. Il cielo stellato divenne il suo tetto, la terra il suo letto, il vento la sua compagnia. Pregava senza sosta, certa che Dio non l'avesse abbandonata. Dopo tempo le fu permesso di tornare nella città che l'aveva respinta. Il suo cuore non conosceva rancore, solo desiderio di portare pace. Gli eretici la sfidavano, la schernivano, ma lei non aveva paura. Le parole uscivano dalla sua bocca come frecce di luce, sciogliendo i dubbi, abbattendo menzogne. E quando venne il momento di dimostrare che la verità era con lei, si fece avanti senza esitazione. Davanti alla folla si alzò il fuoco, alto, minaccioso. I suoi avversari la guardarono con sguardi di sfida, ma lei avanzò con passo sicuro. Il calore avvolse il suo corpo, le fiamme la circondarono. Un grido si alzò dal popolo, qualcuno si coprì il volto per non vedere. Ma quando il fuoco si spense, la giovane era ancora lì, illesa, con lo sguardo rivolto al cielo. Un mormorio si diffuse, un sussurro che divenne un grido. Dio è con lei. Il tempo passò e il suo cuore, stanco ma sereno, sentì che l'ora era vicina. Desiderava il silenzio, la preghiera, l'incontro con il suo amato. Ma il convento, che tanto aveva sognato, le chiuse le porte. Non c'era posto per chi non aveva dote. Lei non protestò, non pianse. Si ritirò nella sua casa, dove ogni giorno offriva il suo lavoro e le sue preghiere. Un mattino la sua anima volò verso il cielo. Il corpo, ancora giovane, si addormentò nella pace, ma il tempo non poté toccarlo. Anni dopo, quando vennero a cercarla, trovarono il suo corpo intatto, come se dormisse ancora. Fu portata nel monastero, che un tempo l'aveva rifiutata. Ora l'accoglievano, non più con porte chiuse, ma con canti e preghiere. Oggi la sua memoria vive. Il suo nome risuona nelle strade, nelle chiese, nei cuori di chi ancora cerca speranza. La sua luce continua a brillare, più forte delle fiamme che un tempo cercarono di spegnerla.